Bentrovati, buongiorno, bentrovati a tutti e ai temerari che si svegliano presto proprio per sentirci e a tutti quelli invece che ci guarderanno con comodo in streaming nei prossimi giorni. Buongiorno Oreste. Buongiorno Livio. Grazie per questo stacco musicale che arriva appena dopo la sigla. È la seconda puntata di Magazine, o Magazine, il nostro magazzino di idee, dove andiamo a collocare un po' tutte le attività di promozione della lettura in vista della maratona di lettura di settembre, il 30 settembre, in cui il Veneto legge, come dice lo slogan, in tutto il Veneto si leggerà. La maratona di lettura, lo ricordiamo sempre, è una manifestazione promossa dalla Regione del Veneto, sostenuta dall'Ufficio Scolastico Regionale e dall'Associazione Italiana Biblioteche, e ha poi anche il supporto dei librai e degli editori regionali. Noi cerchiamo di setacciare in qualche modo quel che accade in regione rispetto alla promozione della lettura. Il sito della maratona sta funzionando. A quanti eventi siamo, Oreste, registrati? 37 eventi iscritti nella sezione del riscaldamento, anzi ricordiamo a tutti che è possibile inserire i vostri eventi con la compilazione di un modulo che è tutto pronto, basta andare nel menu in alto, riscaldamento, si apre la pagina, scegliere la provincia e procedere con la segnalazione. Ricordiamo inoltre che stiamo ricevendo sulla mail il venetolegge@gmail.com delle segnalazioni di eventi che riguardano il mondo del libro e della lettura. Alcune le riportiamo, poi vedrete, in una sezione locandine, altre sono arrivate e ne parleremo nel prossimo numero. È comunque sempre possibile, anzi se ci aiutate in questa segnalazione, il panorama può essere più vasto e più completo. Che, possiamo anche dirlo, se ci segnalate copiosamente non sarà facile, nel senso che le iniziative che si svolgono nelle biblioteche, nei comuni in questo inizio d'estate sono molte, e quindi faremo fatica un po' a trovare posto per tutte, però noi ci mettiamo d'impegno, se non con le interviste, con delle interviste, anche attraverso la segnalazione delle vostre locandine, lo facciamo veramente molto molto volentieri. E allora Oreste, sì. A proposito di comunicazione, potete anche lasciare dei messaggi in diretta e noi, potendo, rispondiamo in diretta oppure vi risponderemo nei prossimi giorni, a seconda delle domande che ci fate. Perfetto, i canali li conoscete, sono la pagina Facebook, il canale YouTube e poi la mail, come ricordava Oreste, il venetolegge@gmail. Allora, quest'oggi è una puntata ricca di interviste, di incontri. Procederei con il primo. Siamo andati a intervistare Roberto da Re Giustiniani, che organizza a Pieve di Cadore una manifestazione dal titolo Boschi di Carta. Ne parlerà insieme a Oreste. Siamo qui con Roberto da Re Giustiniani dell'editore Kellerman, che ringraziamo per la sua disponibilità, e siamo qui per parlare di Boschi di Carta. Boschi di Carta, che è un festival dedicato alla piccola editoria, che si svolge a Pieve di Cadore dal 15 al 17 luglio.
sesta edizione che si svolge all'interno del programma più ampio dell'estate tizianesca del 2022, appunto. Sesta edizione. Allora, Roberto Dario Giustiniani, cosa vuol dire arrivare alla sesta edizione? Di solito ci sono i compleanni, no? Sono 5 anni, dopo si va al 10º, alla sesta edizione è un punto particolare, no? Cosa ci racconti a proposito di questo? Grazie Oreste, buongiorno a tutti. Sì, in realtà hai detto bene, è una data particolare perché sostanzialmente non è né carne né pesce, è 1 più di 5 e meno del 7 che porta al 10. Quindi teoricamente, volendo essere ottimisti, noi stiamo cercando di fare in modo che questa iniziativa cresca e possa un po' diventare un punto di riferimento per tutto l'Alto Bellunese e per la zona, diciamo, del Cadore, che effettivamente purtroppo è un po' abbandonata a se stesso per certi aspetti e quindi ha bisogno anche di avere delle iniziative come questa, per quanto piccola, per quanto così, se vuoi, anche non presuntuosa, ma che cerca di essere onesta nella sua proposta, ma che può essere un punto di riferimento culturale per la vita sociale di tutta la comunità cadorina. Immagino che ci siano dei temi che guidano il vostro programma, perché so che è una fiera, ci saranno tanti editori, no? Sì, hai detto bene Oreste, perché diciamo che si divide in due parti sostanzialmente. Una parte è dedicata alla mostra e quindi anche alla fiera in quanto tale, dove gli editori più o meno sono circa 25-30 editori che arrivano, ovviamente il grosso dal Veneto, però c'è una buona rappresentanza lombarda, qualche editore dell'Emilia Romagna. Quindi all'interno della tensostruttura che veniamo ad allestire nella piazza principale, nella piazza Tiziano, ci sono appunto questi editori che presentano le proprie novità, il proprio catalogo e all'interno del programma collaterale, che è l'altra fetta, diciamo, che compone Boschi di Carta, ogni editore o chi ha piacere di propone appunto delle letture, propone delle presentazioni dei propri libri più nuovi oppure dei libri più significativi. In questo senso, per quanto riguarda il programma, quest'anno diciamo che abbiamo preso come appiglio, per usare un termine alpinistico, abbiamo preso come appiglio i due diciamo, anniversari importanti che non solamente ovviamente a livello bellunese, però che riguardano due bellunesi. Uno è il 50° della morte di Dino Buzzati, scrittore e artista, e l'altro invece è il centenario della nascita di Augusto Mürer, lo scultore di Falcade. Ecco, partendo da questi due aspetti, da questi due ricordi, diciamo, abbiamo voluto impostare un piccolo cartellone in questi 3 giorni, dal 15 al 17 di luglio, dedicato alle contaminazioni, alle connessioni, alle influenze che la montagna ha avuto nell'arte. Quindi, per esempio, non so se posso citare una cosa in particolare che ritengo abbastanza simpatica per come verrà declinata, partendo dall'ultimo libro di Dino Buzzati del 71, l'anno prima che lui morisse, che è I miracoli di Valmorel, scritto e disegnato da lui, composto sostanzialmente da questi finti ex voto, ma finti a un certo punto perché chiaramente erano ex voto che lui prendeva dalla tradizione popolare in forma surreale, in forma molto ironica e così leggera, e raccontando l'origine di quel fantomatico ex voto che poi veniva realizzato con le sue tecniche pittoriche. Ecco, noi siamo partiti da questa suggestione, siamo partiti da questo così, momento letterario, artistico. Mi piace ricordare che Buzzati di sé diceva che era un pittore che scrive. Lui non ha mai abbandonato la pittura, è sempre stato molto legato alla pittura con questa formula molto così naif, molto semplice di esprimersi, molto surreale ma leggera. In sostanza, molto semplicemente abbiamo invitato una serie di amici, colleghi, artisti a reinventare i miracoli di Valmorel e a farli diventare dei nuovi ex voto, avendo come punto di riferimento quelli di Buzzati, ma rimanendo assolutamente liberi per quanto riguarda la parte espressiva, la parte artistica. E abbiamo intitolato questa mostra I miracoli della gratitudine, che è un po'
una specie di piccolo ossimoro che mette insieme i due significati. Mi sembra un bel modo anche di sviluppare, no? L'idea di Buzzati, no? Di prendere Buzzati prendeva dalla tradizione, ne ha fatto i suoi miracoli e adesso i miracoli diventano altre cose e si ritorna a Buzzati, ma si riparte. La mostra la inauguriamo comunque il sabato 16 alle ore 12 al Gran Caffè Tiziano. Si chiama Gran Caffè Tiziano perché era questo antico locale storico che purtroppo adesso è chiuso e quindi viene utilizzato appunto per iniziative collaterali. E si ritorna anche indietro fino a Tiziano, che poi... Sì, in effetti ce ne dimentichiamo perché io ho parlato appunto di connessioni con l'arte, di suggestioni, di questo e quell'altro, ma in realtà non dobbiamo dimenticare che Tiziano è nato a Pieve di Cadore, Tiziano Vecellio, pittore che poi ancora giovane si è trasferito a Venezia e quindi tutta la sua vita l'ha fatta a Venezia e non solo, come sappiamo, ma ha mantenuto sempre connessioni con il Cadore da cui proveniva. E quindi questa connessione con l'arte ci sta assolutamente. Senti, parlando di altro tipo di connessione, ho visto un appuntamento che mi ha incuriosito, passando dall'arte alla musica. Questo che si chiama Da Woodstock a Leonard Cohen, la montagna e le connessioni con la musica rock. Allora ho detto, aspetta qui, cosa succede da quelle parti? Come funziona questo tipo di connessione? Cosa avete pensato di... La connessione, sì, in realtà è una piccolissima provocazione ironica che vogliamo fare mettendo insieme quelle che possono essere state o essere in questo momento le suggestioni che la montagna ha dato ai musicisti, in questo caso, e ai musicisti rock, pop. Tanto è vero che appunto Marco Zoppas, che sarà il relatore, lui è uno scrittore di origini venete, in questo momento abita a Roma, e si occupa di musica da film, prima ancora che Bob Dylan diventasse premio Nobel. Lui aveva scritto un libro preveggendo quasi questa sua celebrazione, diciamo, col Nobel, perché ritiene tuttora che Bob Dylan sia uno dei più grandi poeti del Novecento, se vogliamo così collocarlo più nel secolo scorso. Ecco, per cui quando ci siamo sentiti, sapendo che appunto aveva questa passione, gli ho provato a chiedere ma quali possono essere le connessioni che la musica ha con la montagna. E lui mi ha detto, ma guarda, non a caso mi fa piacere questa proposta che mi fai, perché Woodstock stesso è stata scelta come collocazione quasi magica in collina per poter fare quella cosa alla fine degli anni 60. E arrivando proprio alla fine, a Leonard Cohen, che verso la fine della sua vita, non proprio verso la fine della sua vita, ma diciamo quando era già abbastanza grande, sostanzialmente adulto, maturo, aveva avuto l'ispirazione di poter isolarsi in montagna e poter approfondire le sue tematiche così artistiche in un ambiente protetto, in un ambiente magico come lui aveva scelto. Quindi in questo caso montagna, arte e musica sono abbastanza collegate sempre per queste sollecitazioni che possono arrivare e che chiaramente ogni artista vive personalmente. Quindi è una sorpresa anche per me poter ascoltare questa relazione, questa presentazione di Marco Zoppas, che farà domenica alle 5, sempre appunto a Pieve di Cadore. Ecco, dico, tutte le manifestazioni, tutti gli incontri che facciamo, a parte un paio, vengono fatti all'interno della sala della magnifica comunità di Cadore, che è uno dei partner insieme col Comune e il Centro Studi Tiziano Vecellio, che organizzano, con cui organizziamo appunto Boschi di Carta. Benissimo, allora mi sembra proprio simpatico anche questa possibilità di andare fuori, no, da certi canoni dell'arte. Ah sì, certo. Cioè, sì, la contaminazione esatto. credo che sia
un punto molto importante da tenere presente, proprio questi mix di stili, mix di significati che ti portano a ragionare anche fuori dalla scatola. Certo, senti, in chiusura vorrei chiederti cosa legge Roberto Dario Giustiniani al di fuori del suo lavoro e che magari può anche essere un consiglio di lettura per i nostri ascoltatori. Guarda, il consiglio di lettura che faccio in questo momento è il libro che sto proprio leggendo in questi giorni, che sono ancora all'inizio, non sono entrato nel clou del libro, però mi piace molto. Devo dire che avevo letto di Arto Pasilin già l'anno della lepre, mi era molto divertito, mi era molto piaciuto, e adesso sto leggendo, avendolo scoperto quasi per caso, diciamo, avendo sbirciato dal buco della serratura di qualche sito internet, gruppo di lettura e così via, e sto leggendo appunto questo libro molto divertente, potrei dire quasi rinfrescante, nonostante tratti di un tema paradossalmente molto forte, che è la morte. Si chiama Piccoli suicidi tra amici. Devo dire che mi sta piacendo molto e lo consiglio veramente, perché è un libro leggero, è un libro che sotto traccia non perde mai il senso della dignità dell'argomento che sta trattando, cioè non butta mai nella banalizzazione del tema. Consigliamo a tutti di leggere, oppure a quelli che l'hanno già letto magari possono anche scriverci qualcosa, qualche impressione, qualche idea che magari possiamo condividere nel sito, nella pagina Facebook di Il Veneto Legge. Certo. Allora, grazie a Roberto Dario Giustiniani, tanti auguri per questa nuova edizione, per la 6ª edizione di Boschi di Carta, buona lettura e buona estate, a presto. Grazie a te, grazie a tutti. Benissimo, allora, suggestioni, arte, montagna, musica di questa Boschi di Carta. Allora, ci spostiamo leggermente più in basso e esattamente a Pieve di Soligo, dove le suggestioni cambiano un po' carattere. Andiamo sugli insetti a 3 ruote. Parliamo di biblioape e soprattutto di una iniziativa che si chiama la Biblioteca Dappertutto. Ne parla Nadia Daltoè insieme a Livio Vianello. Buongiorno, eccoci con Nadia Daltoè della Biblioteca di Pieve di Soligo. Buongiorno Nadia. Buongiorno Livio e a tutti. Buongiorno a tutti. Benvenuta nel nostro magazine. E abbiamo contattato la Biblioteca di Pieve di Soligo perché ha vinto un bando Città che Legge con un progetto che ha un titolo particolare: La Biblioteca Dappertutto, natura e lettura per umani interconnessi. Ci vuoi un po' raccontare qual è il cuore di questo progetto? Beh, il progetto chiaramente mette al centro la lettura e quindi la promozione della lettura. Noi siamo partiti un po' da più lontano, nel senso abbiamo pensato di promuovere attirare l'attenzione, diciamo così, delle persone sul problema dell'ambiente. E è partito tutto un po', direi, per caso, ma poi le cose quasi in maniera naturale, oserei dire, hanno trovato un loro spazio, una loro collocazione, attraverso cose che già facevamo prima, che però abbiamo pensato di convogliare verso questo progetto e verso l'idea appunto che la lettura può anche portare a sensibilizzare le persone verso
un problema che oggi è ancora più sentito, se vogliamo. Poi è venuta l'idea dell'ape e dell'idea di raggiungere chi la biblioteca non la frequenta, per vari motivi in realtà. E il collegamento con l'ape Insetto invece, che ha un ruolo fondamentale nella propria comunità, e così per noi voleva essere, abbiamo spostato l'attenzione dall'ape Insetto al lettore, che come un'ape all'interno di una comunità ha un ruolo molto importante. Questa idea delle api impollinatrici, no? E quindi della biblioteca che in qualche maniera esce e come un'ape va a impollinare l'ambiente e quindi diffondendo letture, è una bella idea senz'altro, ed è stata anche premiata. Ci ha colpito questo allestimento di un ape car per andare in giro, e anche la locandina che recita Ape Car Summer Tour, cioè come i gruppi rock andrete in tour per il vostro territorio. Ci puoi dire un po' dove andrete e che cosa farete? Sì, allora, intanto era necessario inaugurare anche fuori dello spazio della biblioteca, perché finora siamo rimasti sempre qui attorno con l'ape. Abbiamo pensato che era ora di andare sia nelle 2 frazioni, in pratica, di Pieve di Soligo, e poi qui al mercato c'è una piazza di Pieve di Soligo che si anima con un mercato di prodotti agricoli a chilometro zero, e quindi saremo anche noi su quella piazza con la nostra biblioape e il nostro carico di libri. Lo stesso faremo appunto a Solighetto e a Barbisano, portando libri, portando la possibilità di tesserarsi agli utenti, e anche delle riviste che noi comunque abbiamo in biblioteca e che possono uscire anche quelle in prestito, e portiamo soprattutto un'idea di biblioteca itinerante, che è quello che vorremmo poi diventare quando con l'inizio dell'anno scolastico andremo magari nelle scuole, negli asili, scuole materne. Grazie. E stai leggendo? Una bibliotecaria legge. Quali sono i libri che hai sul comodino? Adesso sul comodino ho I tratti dopo di noi di Righetto, perché casualità ho incrociato questo consiglio di lettura su Facebook e ho detto ok, non l'avevo ancora letto, ho detto adesso proviamo a leggere questo. E poi ho la guida della Puglia perché sono in procinto di partire e non so se tornerò. Credo che la tentazione sarà forte di rimanere là. Benissimo, allora se ritorni magari ci risentiamo, altrimenti avrai un autista che farà l'Aper Summer Tour e casomai medita un Aper Summer Tour in Puglia per il prossimo anno. Sì. Grazie Livio, grazie mille, grazie a te. Buona estate. Rieccoci, e dopo aver ascoltato due esperienze, due appuntamenti anche, uno a Pieve di Cadore il prossimo weekend e uno territoriale nel territorio di Pieve di Soligo, cominciamo una prima ricognizione di iniziative in giro per il territorio con la nostra piccola rubrica sulle locandine. Oreste, ti lascio la... Benissimo, allora partiamo con la scuola estiva online di Teste Fiorite di Roberta Favia, un'immersione nel mondo dei libri per bambini e ragazze insieme a dei professionisti e degli autori. Un mese insieme per sondare lettura, scrittura, illustrazione e rapporto fra testo e immagine. Gli incontri sono iniziati con Davide Morosinotto per scrivere, ma ce ne sono ancora due a
cui potete accedere, perché è possibile accedere anche a solo una parte di questo programma, e dovete però contattare testefiorite@gmail.com. I prossimi incontri sono lunedì 18 luglio con Claudia Palmarucci sull'illustrare, e l'ultimo martedì 26 luglio sempre con Claudia Palmarucci e Roberta Favia sul rapporto fra testo e immagine nel libro a figure. Ricordatevi testefiorite.it per tutte le informazioni. Cambiamo provincia, andiamo in provincia di Rovigo, esattamente ad Adria. Ad Adria cosa succede? Tante storie per un'estate ai Giardini Zen. È un'edizione del 2022 organizzata dall'associazione REM, con 4 appuntamenti che si terranno tutti i venerdì di luglio, l'8, il 15, il 22 e il 29, sempre alle 21:15. La manifestazione è inserita nel calendario di Veneto Love Books, che è una rassegna diffusa di cultura editoriale promossa dall'Associazione Editori Veneti in collaborazione con la Regione del Veneto. Ha il patrocinio dell'amministrazione comunale di Adria ed è inserita nel calendario dei venerdì di Adria Shopping, ma fa parte delle iniziative di Adria Città che Legge. Il prossimo incontro è il 15 luglio e con lo scrittore Paolo Di Paolo, che presenta Inventarsi una vita, un dialogo con Claudio Magris, una recente pubblicazione della Nave di Teseo. La serata sarà condotta da Cristiano Vitali. Ecco, tutte le informazioni sono su www.remweb.it e sui canali social. Dalla provincia di Rovigo passiamo alla provincia di Padova, esattamente ad Arqua Petrarca. Ad Arqua Petrarca cosa c'è? Estate con Petrarca dal 15 al 20 luglio del 2022. È una serie di incontri variegato, ci sarà anche un concerto il 15 luglio. Segnaliamo due appuntamenti libreschi. Il sabato 16 luglio alle 20:45 i Colli Ugani nei libri gialli dello scrittore Federico Maria Rivalta, e la domenica 17 luglio sempre alle 20:45 la scrittura come catarsi da Petrarca ad oggi nei libri dell'autrice Laura Petrarca, con il patrocinio del Comune di Padova, dei Parchi Letterari, del Lions di Arqua Petrarca, Matite in Viaggio, che faranno anche una mostra all'interno di questo programma, del Consorzio dei Vini dei Colli Ugani e del Consorzio Terme e Colli Marketing. Dalla provincia di Padova ci spostiamo a quella di Belluno, ritorniamo in montagna, in alta quota, ed esattamente a Cortina. È partita il 9 luglio una montagna di libri, che sarà un'estate intera con autrici e autori tra le Dolomiti fino a settembre, e si parla della 26esima edizione, con oltre 50 incontri in presenza, e tutti gli incontri verranno svolti in varie sale, come quella dell'Alexandra Hall, del Palazzo delle Poste, il Miramonti Hotel, Museo Rimoldi e poi prati, boschi in riva ai laghi della Valle d'Ampezzo. Il prossimo appuntamento che vi segnaliamo è il 16 luglio, un'avventura con Pietro del Soldato, alle 18 al Palazzo delle Poste, Sala Cultura. Per tutti gli altri appuntamenti segnaliamo il sito Una Montagna di Libri, tutto attaccato, quindi unamontagnadilibri.it. Sempre in provincia di Belluno, ma questa volta a Trichiana, e Trichiana, paese del libro. Libri e autori in borgo Valbelluna. È una manifestazione che si svolge tra il 9 e il 30 luglio. Ci sono vari appuntamenti, vi segnaliamo alcuni nomi: Paolo Legrenzi, Paolo Rumiz, Vera Gheno, Franco Arminio, e tutti i programmi, tutti i dettagli, le informazioni potete trovarli nel sito, che è proprio www.trichianapaesedellibro.it, oppure rivolgervi alla biblioteca di Trichiana. Sempre in provincia di Belluno, ma no, ho sbagliato provincia, siamo in provincia di Venezia, esattamente nel Veneto orientale, a Portogruaro, per la biblioteca civica Niccolò Bettoni. Storie sotto le stelle e all'alba. Un ricco programma che si svolge tra il 28 giugno e il 6 agosto,
C'è un programma per bambini e famiglie e uno per adulti. Per bambini segnaliamo questa sera, martedì 12 luglio alle ore 21, la bottega della buonanotte. Invece per gli adulti i prossimi incontri, sabato 16 luglio, buongiorno con parole e musica, una cosa che si tiene alle 6:45 di mattina, e martedì 19 alle ore 21 Fluenti Parole, un reading teatrale e musicale. Passerei adesso all'ultima segnalazione di questa prima serie di eventi, con 5 autori e 5 domande. Ultimo appuntamento della rassegna di Bassano del Grappa. È una rassegna letteraria con una partecipazione di 5 scrittori. È impostata così: alle 18:30 tengono una lezione seminariale, alle 21 invece la presentazione del loro ultimo libro. Gli incontri si sono svolti e si svolgerà l'ultimo a Villa Angaran San Giuseppe. Il prossimo incontro sarà domani, mercoledì 13 luglio, ore 18:30 alle 21, con Elena Sbroia-Vacca, che il seminario si intitola Il perché, e alle 21 presenta Letteratura assoluta, le opere e il pensiero di Roberto Calasso, Feltrinelli Editori. Tutto organizzato da Albera Prataglia con Libreria Palazzo Roberti, MBA, che è Musei, Biblioteca, Archivio di Bassano del Grappa. Chiudiamo questa prima tranche di segnalazioni e passiamo di nuovo alle nostre interviste. Le nostre interviste che in questa prossima cosa che vedremo sarà con i gruppi di lettura in Veneto. Gruppi di lettura in Veneto, che è una realtà, come sappiamo, ormai in grande espansione, e Livio Venello ne ha parlato con Renata Enzo della biblioteca di Cavallino Treporti. Sentiamo cosa ci raccontano. Eccoci collegati con Renata Enzo dalla biblioteca di Cavallino Treporti. Renata Enzo, oltre a essere bibliotecaria, fa parte del gruppo di lavoro del progetto Un anno vissuto letterariamente, che è il progetto dei gruppi di lettura in Veneto. E come stanno i gruppi di lettura veneti? Allora, i gruppi di lettura veneti hanno gran voglia di incontrarsi. Dopo 2 anni di pandemia in cui la gestione dei gruppi di lettura è stata difficile, ma è stata comunque una gestione che ha mantenuto i contatti, magari online, magari d'estate nei giardini, però i gruppi di lettura hanno comunque fatto di tutto per incontrarsi. E adesso finalmente ci si può rincontrare in presenza. I gruppi di lettura hanno una gran voglia di ricominciare a frequentarsi, quindi dopo la crisi adesso c'è la rincorsa all'incontro, allo stare insieme. E a proposito di stare insieme, dopo 2 anni di stop ai raduni regionali, il 21 di maggio vi siete rincontrati in presenza a Padova. Com'è andata? Allora, a Padova è andata molto bene, proprio perché i gruppi avevano voglia di partecipare e di scambiarsi le loro impressioni. Padova era una promessa che ci eravamo fatti ormai prima della pandemia e finalmente dopo 2 anni di incontro in streaming ci siamo incontrati. Hanno partecipato più di 25-30 gruppi di lettura, un centinaio di persone, senza contare i gruppi che ci hanno raggiunti in streaming e che quindi hanno partecipato comunque in modo diverso all'incontro. Nell'incontro c'è stata grande partecipazione, anche attiva, c'è stato anche lo spazio per il gioco, qualche foglio colorato per manifestare la partecipazione e poi la possibilità di scegliere, di votare i libri che erano piaciuti di più durante questa stagione di Un anno vissuto letterariamente. E quindi con noi c'erano Marco Dalla Valle, che è Biblioterapia Italiana, è il presidente responsabile, ma poi c'era anche un libraio professionista, Fabio Bossetto, e poi Paolo Colombatti, giornalista della RAI che segue la rubrica sui consigli dei libri. E tutti e tre hanno parlato con i gruppi di lettura, non ai gruppi di lettura, ma condividendo con loro
il piacere di stare insieme e di condividere l'impressione, la lettura di un bel libro, di un buon Qualche libro. settimana prima avevate incontrato online Piero Dorfles e anche quello era stato un incontro decisamente molto partecipato. Certo, allora hai detto bene Livio, non abbiamo abbandonato comunque le proposte positive dell'online e in qualche modo abbiamo acquisito qualcosa di buono, seppur si può dire così, dalla pandemia, nel senso che l'online ci permette di programmare degli incontri intermedi per avvicinarci all'incontro finale in presenza. E quindi quest'anno, il 6 maggio, abbiamo incontrato Piero Dorfles che ci ha presentato il suo ultimo libro, Il lavoro del lettore, perché era un libro che in qualche modo sentivamo nostro. È un libro che tutti i lettori sentono proprio, perché parla del piacere della lettura, ma anche dell'impegno che ognuno di noi, ogni lettore, fa nell'avvicinarsi al libro. Anche lì molto partecipata, quasi un centinaio di collegamenti e attivi con un sacco di domande e impressioni, quindi una buona abitudine. Puoi darci qualche anticipazione sulla prossima edizione di Un anno vissuto letterariamente? Certo, allora stiamo lavorando in questi giorni per programmare, per pensare il tema e stiamo contattando i testimonial per l'anno prossimo, su cui però devo mantenere ancora un po' di riservo. Diciamo che ci concentreremo sulle passioni della lettura e sulla bellezza del leggere, quindi vi aspettano tante cose belle e sicuramente ci sarà l'incontro finale, incrociamo le dita che la pandemia vada via, e anche degli incontri intermedi per conoscerci già prima dell'incontro bello finale in presenza. Per lasciarci, Renata, magari ci risentiremo a settembre se avrete delle novità e quindi per il lancio anche del progetto. Quali sono 2 titoli che hanno bucato tra i gruppi di lettura del Veneto? Allora quest'anno all'incontro finale abbiamo pensato anche di fare un gioco usando un'app del telefonino che permette di votare i libri più piaciuti. E hanno vinto su larga misura 2 libri. Quel che si vede da qui di Marianne Lecchi e Questa è la felicità di Naya Williams. Benissimo, allora ci prendiamo questo suggerimento di lettura da Renata Enzo, che ringrazio, e dai gruppi di lettura del Veneto, e a risentirci magari a settembre. Grazie, Molto ciao. volentieri, grazie, ciao. Bene, abbiamo visto che cosa si legge, che cosa hanno letto i gruppi di lettura in Veneto quest'anno. Attendiamo di sapere la nuova bibliografia attorno a cui si costruisce il percorso di Un anno vissuto letterariamente, e quindi senz'altro risentiremo Renata Enzo o qualcun altro del gruppo di lavoro a settembre. Dalle biblioteche, dai gruppi di lettura, passiamo a una libreria, e Oreste Sabadin ha incontrato Antonio Zaglia della libreria Gregoriana Estense di Este, appunto. Li sentiamo. Siamo qui con Antonio Zaglia della Libreria Gregoriana Estense, a cui diamo il benvenuto, e grazie per la disponibilità per questa breve intervista. Libreria Gregoriana Estense è una libreria che ha sede proprio nel centro di Este. Este è una città murata a sud di Padova, quindi è un posto storico, un posto importante dove ci sono vari resti di un passato glorioso, c'è tutte le mura del castello, c'è un museo, eccetera. Allora vorrei chiedere ad Antonio Zaglia come prima domanda: cosa vuol dire
e come ci si sente, cosa si prova a essere una libreria che opera in un centro storico così caratterizzato. Intanto buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato a questa intervista. Noi siamo presenti in questo territorio da lontano 89, per cui facciamo 33 anni quest'anno. Siamo nati in un piccolo ambiente di 50 metri quadri che poi negli anni si è allargato. Oggi occupiamo due spazi distinti, uno proprio in Piazza Maggiore, sotto l'edificio storico più importante, più antico di Este, che è il gabinetto di lettura, con una libreria specializzata per bambini, ragazzi, didattica e giochi particolari che importiamo selezionati da tutta Europa, e la libreria storica sita in via Cavour davanti al Duomo Santa Tecla, che si sta qua appunto dall'89. Due librerie di queste dimensioni in un paese, se vogliamo, una forte identità culturale. Teniamo presente che Este è la patria delle Estensi, ma non grande per dimensione di abitanti, è abbastanza un unicum nel nostro territorio regionale. Diciamo che in proporzione abbiamo più librerie che abitanti, però questo vuol dire che siamo al servizio di un territorio e su un raggio di 20-30 km siamo diventati ormai un punto di riferimento, in particolare per il grande lavoro di animazione alla lettura che abbiamo fatto per le scuole e le scolaresche, presentando per almeno 3 decenni dei progetti di lettura animata con visite in libreria. Siamo dei primi a aver aderito come libreria anche al progetto Io leggo perché, che coinvolge appunto le scuole del nostro territorio. L'anno scorso abbiamo avuto oltre 40 scuole gemellate con noi e diamo i nostri spazi interni e esterni per fare dei momenti di animazione insieme ai genitori e agli insegnanti. Oggi siamo conosciuti, diciamo, dal confine della Bassa Padovana fino ai confini con Rovigo, un po' da tutte le realtà amministrative e scolastiche, e veniamo interpellati per diverse iniziative, dove andiamo semplicemente a portare i libri richiesti oppure entriamo nella vera e propria organizzazione con dei progetti nostri o dei progetti condivisi. Ne abbiamo diversi in questo momento in piedi, alcuni terminati, alcuni sono ancora in essere. Cito ad esempio libri da gustare in giardino con il comune di Montegrotto Terme. Abbiamo appena terminato la 17ª rassegna. Abbiamo chiuso anche il giorno dopo, il venerdì, una nuova rassegna che si chiama Sorsi d'autore, iniziata quest'anno un po' in sordina a 2 Carrare, che ha visto il coinvolgimento di luoghi diversi di quel comune e la partecipazione delle cantine locali, e si è conclusa venerdì scorso con oltre 200 persone partecipanti alla presentazione dell'ultimo libro di Matteo Bussola. A maggio abbiamo partecipato e condiviso la rassegna, l'aperitivo con l'autore col comune di Battaglia Terme, che si svolgeva nel pomeriggio, tempo permettendo, all'ex parco INPS. Abbiamo iniziato da poco con il comune di Este una nuova rassegna che si chiama Estemporanea, che ha visto ieri il primo incontro con Fulvio Ervas con il suo nuovo romanzo, uscito anche questo da pochissimo. Ho anche la fortuna di essere stato tra gli ideatori e i fondatori, essendo io iscritto alla Confcommercio come rappresentante ali dei librai veneti, con l'Ascom di Padova, Confcommercio, che ha ideato 8 anni or sono, 9 anzi per la precisione, un anno di pandemia, il bellissimo premio letterario di letteratura sportiva Memo Geremia Città di Padova, di cui faccio parte sia del comitato promotore che della giuria. Panorama molto vasto e molto articolato e che, come abbiamo sentito, interviene in varie direzioni e anche in varie zone del territorio. Allora, dopo tutta questa carrellata di nomi e di date, volevo chiedere ad Antonio Zaglia, cosa legge Antonio Zaglia al di fuori del suo lavoro? Le sorprese che il mio lavoro mi porta nel momento che faccio delle letture sono veramente sempre tante e sempre piacevoli. Chiaro che tralascio a volte i nomi più usuali e i nomi dei cosiddetti bestseller, autori di bestseller, perché hanno già un cammino predestinato, se vogliamo, o chiaro. C'è già una pubblicità di massa che incita i lettori a leggere quelli. Vado in cerca di quelle cose che a volte sono meno pubblicizzate, ma hanno una preziosità interna, che possono essere sia di grandi editori ma anche di piccoli editori. Ciò che mi colpisce di più è sempre inizialmente a volte il titolo, la copertina e chi è l'autore. Queste sono le mie 3 curiosità. A volte anche il colore, un bel titolo indovinato aiuta, come dire, ad avvicinarsi. Poi se scopro che l'autore ha delle caratteristiche particolari, mi possono colpire immediatamente e far sì che io legga questo libro. Ho appena finito uno meraviglioso, uscito l'autunno scorso. Questo me lo sono portato a casa dal premio Memo Geremia per giudicare nella qualità, che è Randagio, edito dalla Fandango, che racconta la storia del grande fondista, sciatore di fondo, nato a Bosco Chiesa-Nuova, che è Valbusa. È molto bella, scritta molto bene dal giornalista che l'ha intervistato, commovente, toccante, quindi scoprire anche
personaggi così vicini a noi che hanno fatto la storia del nostro sport e capire quanto la loro interiorità assomigli alla nostra, le difficoltà siano le nostre, ti aiuta a volte a superare anche le difficoltà che quotidianamente affronti. Un altro libro che mi è piaciuto molto, che ha un titolo anche così strano ma mi aveva proprio preso, che è Inspira, Ispira, Uccidi, della Giunti, uscito la primavera scorsa, bellissimo romanzo tedesco che ha venduto centinaia di migliaia di copie in Germania, da noi un po' meno, che pur essendo un giallo leggero, quasi una commedia brillante, perché ci sono degli omicidi che però non sono truculenti, e il protagonista applica le tecniche della meditazione e attraverso questa riesce a vedere il rovescio della medaglia e portare, diciamo, a proprio vantaggio delle situazioni apparentemente difficili. Un altro bellissimo romanzo invece con una grande interiorità è l'ultimo del nostro grande professor Molesini, con il rogo di Venezia, ambientato alla fine del 1400, che prende spunti da un fatto veramente accaduto e ti porta a riflettere sul senso della verità e della giustizia, che a volte non è mai quella che appare, ma una sfaccettatura completamente diversa. La verità si nasconde a volte nel dolore dei personaggi. Bene, benissimo, grazie anche per il percorso che ci ha suggerito per la scelta dei libri. Io ringrazio Antonio Zaglia della libreria Gregoriana Estense di Este, in provincia di Padova. Buone letture e buon lavoro e arrivederci alla prossima. Grazie. Grazie a voi e a Oreste per l'intervista. Grazie. Benissimo, dopo aver sentito una libreria facciamo un'ultima ricognizione insieme ad Oreste con quello che accade nel territorio e quindi alla seconda parte delle locandine. Oreste, ti cedo la parola. Benissimo, allora seconda parte delle locandine, ripartiamo dalla provincia di Venezia, esattamente a Noale, la città di Noale, propone una rassegna letteraria dedicata ad autori locali, si chiama Torna Book Love, martedì 12 luglio, tempo di thriller e misteri a Venezia, con la storica locale Lara Pavanetto e lo scrittore Paolo Lanzotti, intervistati da Sara Zanferrani. Sempre in provincia di Venezia, ma verso il mare, anzi decisamente sul mare, andiamo a Poesie all'alba, a Jesolo, a cura del Teatro di Pazzi. È un progetto che si svolge all'interno di un progetto più grande che si chiama Veneto, una poesia all'alba, dall'alba al tramonto. Ed ecco che ci sono varie iniziative, tutte in spiaggia, al sorgere del sole, alle 6:45 di mattina, naturalmente. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 15 luglio all'Arenile Bau Bau Beach e, non a caso, poesie a quattro zampe. Tutte le informazioni si possono trovare sul www.teatrodeipazzi.com oppure sulle pagine social. Allora, torniamo in montagna, in provincia di Belluno, il 17 luglio alle ore 11:30, un'iniziativa che si intitola Non parlava inutilmente il vecchio generale degli Alpini. E qui si ritorna a Dino Buzzati, di cui abbiamo parlato anche prima con Daria Giustiniani, e ricordiamo che anche all'interno del programma della maratona è segnalato il 50° dalla morte di Dino Buzzati. Allora, Non parlava inutilmente il vecchio generale degli Alpini, organizzato da Belluno Club Italiano, sezione Francesco Terribile, e dalla Biblioteca del CAI di Belluno. Cos'è questa cosa? Dino Buzzati ha scritto un articolo per il Corriere della Sera il 25 settembre del 1951 in occasione dell'inaugurazione del rifugio. Il rifugio si chiama Sette Alpini al Pispilone. E cosa succede in questa serata, questa mattinata anzi? La presentazione di questo articolo e la lettura di Marco Perale. Tutte le informazioni le potete trovare presso il caibelluno.it.
sempre in provincia di Belluno, ma in un'altra sede, esattamente a Pedavena, a cura della Biblioteca Comunale dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pedavena. Si inserisce questa iniziativa Notturni, il mondo onirico di Buzzati a luna di candela. Si inserisce, dicevo, in una rassegna più grande che si chiama Sui passi di Buzzati, che c'è anche un sito curato dalle biblioteche bellunesi che si chiama appunto www.suipassidibuzzati.it, che raccoglie tutte le manifestazioni che riguardano il 50° della morte. La biblioteca di Pedavena ha organizzato questo spettacolo itinerante in varie tappe e che si verrà eseguito rigorosamente a lume di candela lungo un sentiero boschivo. Ci saranno degli attori dell'Associazione Culturale Il Culto di Padova, alcuni nomi: Simone Carnielli, Carlo Corsini, Michele Atos Guidi e Margherita Piccini. La partenza è prevista alle ore 20:30 dalla chiesa di Norcente e il percorso si snoderà lungo il sentiero del Trunno. Per tutte le informazioni rivolgersi alla biblioteca di Pedavena. Passiamo adesso, torniamo in pianura, e esattamente nella provincia di Padova, con un ponte di libri. Ne avevamo già dato conto nella trasmissione precedente. Segnaliamo il prossimo incontro del 21 luglio alle ore 21 con Federico Collesei, che presenta il suo libro Passaggio della Vittoria. Tutte le informazioni anche qui nella pagina Facebook della Biblioteca di Ponte San Nicolò oppure nel sito del Comune di Ponte San Nicolò a Padova. Ci spostiamo a ovest, esattamente a Somma Campania, in provincia di Verona. Cosa succede? Arriva il bibliobus. E dalle 16 alle 19 presso il parco di Villa Veniera a Somma Campania sarà possibile trovare un bibliobus, che è una biblioteca viaggiante dove potrete leggere, prendere in prestito libri, passare un pomeriggio con loro. Non c'è un'età minima e non c'è un'età massima. Tutte le informazioni presso la biblioteca di Somma Campania. Ultima segnalazione un po' diversa, passiamo alla provincia di Treviso. La Fondazione Benetton Studi e Ricerche ha bandito un concorso a 2 premi annuali di 3.000 euro ciascuno per saggi e studi inediti e originali di storia del gioco, del tempo libero, della festa, dello sport e in generale della ludicità, riservati a giovani studiosi. Allora, il bando prevede la consegna entro il 15 marzo 2023, ma siccome è una cosa da preparare bene, avete un po' di tempo. Tutte le informazioni presso il sito della Fondazione Benetton. Chiudiamo questa seconda passeggiata tra gli eventi. E cosa succede adesso, Livio Vianello? Che cosa succede adesso? Abbiamo le ultime 2 interviste. La prima è con l'editore Keller, Roberto Keller, che organizza una manifestazione che a noi è sembrata interessante sul territorio, si intitola Geografie sul Pasubio, e lo abbiamo intervistato e sentiamo dalla sua voce un po' il programma e intorno a che cosa, quali temi è stata costruita questa manifestazione. Siamo sempre sui temi della maratona, in qualche modo, letteratura di montagna, declinata però in un'altra accezione. Sentiamo l'intervista di Oreste Sabadin. Grazie. Siamo qui con Roberto Keller, editore, che ringraziamo per la sua disponibilità e per quello che ci racconterà, e vogliamo parlare con lui di Geografie sul Pasubio, una serie di incontri sul reportage che è arrivata alla 5ª edizione e che si svolgerà tra il 14 e il 17 luglio prossimi. Allora, Roberto Keller, Geografie del Pasubio, come nasce e dove si svolge?
Anzitutto si svolge sul Pasubio, che è una montagna, spero, abbastanza conosciuta, almeno tutte le città hanno una via Monte Pasubio, ed è conosciuta soprattutto per gli eventi bellici. Però la cosa interessante di questa montagna è che si trova tra le province di Trento e le province di Vicenza, più o meno sull'asse Rovereto-Schio, e che è sempre stata una montagna di confine. Prima tra Impero Asburgico e poi Repubblica Serenissima, poi tra Regno d'Italia e Impero Asburgico, e ora di fatto è un confine anche a suo modo tra una provincia autonoma e una regione come il Veneto. E quindi ci piaceva in realtà di ragionare su questa terra di confine per portare lì storie da varie parti del mondo, cioè interpretando un confine come luogo di incontro. E l'altra cosa nasce perché volevamo anche pensare o rendere omaggio a tutto quello che è accaduto nel Novecento, cioè questa grande cessione di persone, anime e energie che la montagna ha fatto verso la pianura, e quindi riportare per alcuni giorni in quota un po' di pensiero. Quindi insomma questo si sposa anche con i temi della maratona di quest'anno, del 2022. Il Veneto Legge ha come temi la letteratura di montagna e la letteratura di collina, proprio viste come confine, ma anche luogo di incontro di popoli, di culture, eccetera. Quindi siamo dentro le tematiche della maratona e vogliamo adesso sapere come si svolge, perché ho visto che ci sono delle modalità abbastanza particolari, no? Sì, diciamo che quando abbiamo ideato questo progetto abbiamo pensato che dovesse essere qualcosa di un po' diverso dal solito, che richiedesse anche una partecipazione attiva a chi volesse ascoltare gli incontri. E quindi insomma abbiamo pensato di collocare questi incontri nell'arco di più giorni attorno a dei rifugi in quota, tutti sull'arco del Monte Pasubio, che è una montagna abbastanza estesa e tra l'altro per metà, come dire, bucolica, nel senso che ha questi paesaggi, questi alpeggi molto verdi, e la metà invece più verso il Papa, e l'arco, come della parte vicentina, ancora con un paesaggio carsico, lunare, molto segnato ovviamente dalla Prima Guerra Mondiale. Abbiamo collocato l'idea di collocare questi incontri e chiedere alle persone di raggiungere questi luoghi camminando, e possono farlo o partecipando a un trekking che copre tutti i 4 giorni, o pernottamenti in rifugio, quindi un'esperienza molto piena, oppure singolarmente in autonomia, partendo dagli vari accessi, raggiungendo i luoghi dei rifugi e poi scendendo a sera verso casa, quindi limitando l'interesse a una giornata o a un pomeriggio. Ovviamente gli incontri sono partecipazione libera e gratuita. Bene, questi incontri che riguardano il reportage hanno dei protagonisti che vengono da varie parti del mondo. Sì, allora anzitutto perché abbiamo pensato di portare reporter internazionali, non solo reporter italiani? Anzitutto appunto questa idea del confine appunto come luogo di incontro. Secondo, perché ci piace l'idea che, come dire, ascoltare voci di altre lingue, ovviamente gli incontri sono tutti in traduzione italiana, potesse e possa aprire il nostro sguardo, permetterci di guardare non solo quello che accade nel mondo, ma anche i luoghi stessi che noi viviamo in quei giorni lì, cioè la montagna, con uno spirito diverso e anche in un futuro anche con una capacità di raccontarli in modo diverso. Tra gli ospiti ci saranno Uwe Rada, e vorrei dire anche che molti reporter non sono ancora tradotti e pubblicati in Italia, quindi è veramente un'attività anche di scouting. Uwe Rada è un reporter che lavora per la Taz tedesco, vive a Berlino, e si è occupato da sempre di tutta la parte, diciamo, baltica, con una grande attenzione ai fiumi, a fiumi che per noi, come dire, hanno spesso anche nomi sconosciuti. In questo caso l'abbiamo chiamato a parlare di un fiume importante, l'Oder, che era un fiume di confine tra Polonia e Germania, che adesso invece è un fiume di collaborazione. Poi ci sarà Vito Zablowski, un grande reporter polacco, che ci parlerà un po' degli orsi danzanti della Bulgaria, questa abitudine di addestrare gli orsi che poi con l'adesione della Bulgaria all'Unione Europea è venuta meno, e racconta come mai, e lo farà assieme al fotografo Albin Bidlon. E poi ci sarà un suo incontro sul rapporto tra i cuochi e i dittatori, che è una cosa molto interessante. E poi ci sarà Valerio Pellizzari, che racconterà un po' di geopolitica, cioè la nuova identità e la contrapposizione tra Giappone e Russia per le isole Kurili, la nuova identità dell'Alaska. Thomas Forro, che è un grande reporter di guerra, che ci racconterà il Donbass, e lo farà con un occhio diverso, perché lui nel Donbass c'è stato 2 anni prima dello scoppio di questa guerra, quindi ha raccontato in un libro che sta, come dire, uscendo in varie parti d'Europa, 2 anni precedenti allo scoppio della guerra in Ucraina, quindi ti dà un angolo visuale un po' diverso. Poi ci sarà Sergio Dal Molino, lo pronuncio all'italiana ma lui è spagnolo, che ha fatto un bellissimo libro
dedicato allo spopolamento della Spagna interna, quindi questo, come dire, mi sembrava importante perché ha delle connessioni molto forti con lo spopolamento invece delle aree montane in Italia, che siano appenniniche o alpine, e quindi ci sono degli angoli visuali un po' simili. Quindi insomma ci sarà una larghezza di vedute molto varia, poi ci sono anche altri incontri che ci permetteranno quindi di avere un panorama un po' diverso. Chiuderà il tutto questo dialogo tra Junko Terao, che è la responsabile, l'editor per l'Asia di Internazionale, e Battaglia, Gabriele Battaglia, che invece è l'inviato per la radio svizzera italiana a Pechino, e ci racconteranno un po' l'evoluzione dell'Asia e della Cina, soprattutto partendo da ciò che ha scatenato la guerra in Ucraina. Quindi è veramente uno sguardo molto ampio. Sì, è molto interessante anche queste differenze, no, di vedute e anche di provenienze. C'è un sito, no, internet dove si può... Sì, diciamo c'è una pagina Facebook, ma c'è anche il sito che forse è più affidabile, nel senso che è tutto insieme raggruppato. Il sito è geografiesulpasubio.it. Lì trovate ovviamente la descrizione degli incontri. Per ogni incontro ci sono gli itinerari di accesso per chi volesse raggiungere gli incontri in autonomia, con i tempi di percorrenza. Ovviamente, come dire, chi partecipa è comunque invitato, ecco, a visitare anche i siti meteo, eccetera, perché siamo comunque in montagna, siamo attorno ai 1500-1800 metri di quota, quindi sappiamo che lì ovviamente i cambiamenti atmosferici hanno, come dire, sono più forti rispetto alla pianura, sbalzi di temperatura, con gli orari e le descrizioni anche delle biografie degli autori. E ovviamente per ogni richiesta non siamo a disposizione, perché è un evento pensato per numeri chiusi, però allo stesso tempo pensato per grande condivisione in grande intimità. Infatti questa della vivere insieme, no? Queste piccole avventure che sono vivere la montagna, incontrare questi ospiti, scambiarsi, anche una modalità immagino diversa che andare, non so, in una sala, arrivare con la macchina, eccetera, no? E quindi vivere complessivamente un evento da tanti punti di vista. E quest'idea della condivisione mi sembra che sia importante anche per lo scambio, no, di queste informazioni. Allora, chiudiamo, Roberto Keller. Questa iniziativa è organizzata, pensata dalla Keller Edizioni in collaborazione con... Allora, pensata dalla Keller Editore in collaborazione con i comuni del Pasubio, che sono queste 5 realtà di montagna, sono comuni montani ovviamente, che, come dire, insistono sulle pendici del Pasubio. 3 sono comuni trentini, 2 sono comuni vicentini, Posina e Valli del Pasubio per Vicenza, Terragnolo, Vallarsa e Trambileno per la parte trentina, che da molti anni collaborano insieme per eventi sportivi, culturali, perché di fatto, al di là che siano, come dire, divisi da una linea amministrativa diversa, cioè Veneto-Trentino, di fatto i problemi della montagna sono problemi che, come dire, coinvolgono tutti i comuni nella stessa maniera, quindi spopolamento, cura del territorio, eccetera. Quindi loro cercano anche di portare avanti un progetto diverso che, come dire, è anche un'offerta culturale e anche una promozione di una montagna, chiamiamola secondaria non per importanza, ma nel senso che ovviamente, come dire, tutte le cronache sono sempre dominate dalle grandi mete turistiche internazionali, mentre l'Italia in realtà è ricchissima di montagne, chiamiamole minori nel senso di meno conosciute, che però mantengono un grado di originalità, ma anche di ambiente selvaggio molto interessante, e anche di, come dire, rapporti tra tradizioni lavorative e il paesaggio molto originali. Certo, ci sarà anche internazionale la Sì, rivista? c'è la collaborazione, la partnership internazionale che dura da alcuni anni, infatti tra i reporter presenti ci sarà Andrea Pipino, che è l'editor per Europa centro-orientale internazionale, Junko Terao, che è l'editor per l'Asia, e Gabriele Battaglia, che oltre a collaborare sull'inviato di Radio Svizzera, spesso scrive anche su internazionale proprio di Cina e Asia. Benissimo, mi sembra un programma molto intenso sia di camminate che di ascolti e di temi da seguire. Quindi
Auguriamo una buona riuscita, buone camminate e buoni ascolti a tutti quanti quelli che parteciperanno a Geografia sul Pasubio. Grazie a Roberto Keller che ci ha raccontato questa iniziativa interessante e ci vediamo alle prossime occasioni. A presto. Grazie a voi. Grazie a voi. Bene, allora un editore che è già solido e affermato con la sua produzione letteraria e che è coinvolto nell'organizzazione, non solo nell'organizzazione ma anche nella rilettura di un paesaggio, vivere la montagna in un certo modo. Chiudiamo questa serie di interviste con un'altra realtà editoriale, Balena Gobba, e Livio Venello ne ha parlato con Alessia Ferretti. Sentiamo cosa ci raccontano. Eccoci in compagnia con Alessia Ferretti della casa editrice Balena Gobba. Grazie di aver accettato il nostro invito. La vostra casa editrice è una piccola casa editrice ancora, piccola perché ha anche solamente 3 anni, quindi state uscendo dal nido per andare alla scuola dell'infanzia. Vi siete specializzati in editoria per ragazzi. Come è nata l'idea temeraria e anche l'idea di specializzarsi in letteratura per l'infanzia? Intanto grazie dell'invito. Sì, noi siamo piccoli, ma abbiamo navigato già questi 3 anni, non abbiamo smesso di navigare. Siamo balene, siamo 3 donne, abbiamo cominciato come 3 donne che avevano voglia, in un periodo anche un po' particolare secondo me delle vite di ciascuna, avevano voglia di mettersi un po' in gioco. Quando a volte nella vita ci sono dei vuoti, poi si prestano anche ad essere riempiti di altro, e secondo me Balena Gobba è stata un'iniziativa che raccoglieva anche i sogni di ciascuna di noi, chi illustrava, chi scriveva, chi comunque si era dedicata al giornalismo e quindi comunque alle storie, anche se in maniera più contemporanea. Balena Gobba quindi nasce un po' anche il nome, la balena, che diciamo, per le fondatrici, per noi fondatrici, è stata proprio l'idea anche sì, di questo grande cetaceo così strano, anche buffo, sgraziato, se vuoi, anche contro un ideale un po' ordinario di bellezza che invece nel contemporaneo vince e che invece è così magico, sempre un po' sull'orlo dell'estinzione, come diciamo, anche perché noi siamo nate e abbiamo fatto uscire i primi libri proprio durante il lockdown, quindi un periodo assolutamente, diciamo, ecco, proprio in linea con l'estinzione, sempre così, sempre in agguato. E tuttavia porta con sé anche la magia dei cetacei, il non detto, no? Quel sussurro che ci arriva anche in maniera così immaginifica, che è tipico di questi animali, e anche la loro capacità di essere dolci, sognanti, di muoversi sinuosamente nonostante le dimensioni. Quindi ecco, secondo me la cosa che abbiamo portato di quest'idea all'interno della casa editrice, per cui anche abbiamo scelto di dedicarla ai ragazzi, insomma all'adolescenza e all'infanzia, nasce proprio da quest'idea, da una mancanza secondo me riscontrata nel contemporaneo, cioè questa riscoperta dell'imperfezione, di ciò che invece all'interno della nostra società a volte mina proprio la sicurezza dei nostri ragazzi, e la mina in maniera profonda, tra l'altro, no? Cercando una neutralizzazione delle differenze, mentre invece secondo noi, insomma lo vediamo anche nella vita di tutti i giorni, tutte noi abbiamo dei figli diciamo adolescenti, ci siamo rese conto anche dell'importanza appunto di valorizzare le differenze, direi. Ho visto nel vostro sito che avete già allestito parecchie collane. Sì. 2 mi hanno incuriosito. Una, ho visto che avete in cantiere delle graphic novel, ma forse ancora in cantiere, e poi una che ha un nome così evocativo, visto anche il vostro nome, che è Nantucket. Sì.
E Nantucket ovviamente nasce appunto da questo amore per Melville, per Moby Dick, anche una sorta di riscoperta, no? Di rotte che ormai è tutto conosciuto, no? Adesso noi quando pensiamo a qualcosa di sconosciuto pensiamo allo spazio, perché non c'è più niente che noi riteniamo diciamo sconosciuto qui sulla Terra. Invece ci sono ancora tanti porti immaginifici che noi possiamo riscoprire, per cui quella collana è nata proprio per riscoprire cose che noi diamo per scontate, come appunto per esempio il teatro d'ombre cinesi, come altre leggende che verranno, diciamo, proposte da adesso in poi, perché in effetti c'è ancora tanto da conoscere, ecco, nonostante si senta il mondo molto piccolo, poi quando uno va a scavare in realtà c'è ancora tanto. Ecco, se hai voglia di segnalarci 2 titoli a cui sei particolarmente affezionata. Ma io devo dire che, vabbè, proprio a partire da questa collana sono molto affezionata ovviamente alla Principessa d'Ombra, perché è stato il nostro primo libro, è stato il libro che appunto parla della nascita del teatro d'ombre cinesi, ed è un libro nato veramente dalla voglia di cominciare qualcosa di nuovo, e in effetti è così, sia per noi che appunto, diciamo, perché da lì sono mossi i primi passi della costruzione della casa editrice, ma anche perché da questa leggenda è partita tutta la magia del teatro d'ombre cinesi, anche dal piccolo gioco quotidiano dei bambini che facevano roteare l'ombrellino di riso, alle giochi che abbiamo fatto tutti noi sulle pareti. Quindi mi sembra un inizio evocativo e molto molto significativo. L'altro libro che segnalo, che è uscito quest'anno, invece è La valigia, e Ti ho fatto una valigia, di Franca Perini e Anna Pedron, illustrato da Anna Pedron, che io trovo un libro davvero molto significativo, ispirato alla vicenda del bambino malese morto con la pagella cucita nei pantaloni, che è stato un libro molto difficile e sofferto, perché è una poesia illustrata che diciamo, affronta un tema difficile come quello della morte di un bambino, senza però diciamo, non aspirare ad essere più universale, a trovare un linguaggio universale come quello del disegno, ma anche della descrizione, perché di fatto è una preghiera di una madre che lascia andare il suo bambino facendogli la valigia di tutto ciò che gli ha insegnato, e quindi più universale di questo, no? Un'esperienza di ciascun genitore, che ha il coraggio e un po' la consapevolezza che li devi lasciare andare, insomma, ecco, è significativo. Rimandiamo poi al vostro sito dove uno può navigare, essendo balena, no? Navighiamo anche online. Sì, ecco, nuotate volentieri da soli o in branco, meglio in branco, perché le balene, sapete, si spostano tutti in branco. Insomma, in effetti siamo diventati una piccola comunità anche con i nostri illustratori, con i nostri autori, i simpatizzanti, quindi devo dire che anche quest'idea del branco, diciamo, ci ha accompagnate e coccolate un bel po', ecco, diciamo staremo con le orecchie rizzate, no? Anche per ascoltare il canto della balena, no? Assolutamente, Livio. Speriamo di ammaliarvi tutti, ecco, diciamo sì. così. E quindi naturalmente nel sito e poi in libreria. Ci lasciamo magari con un consiglio di lettura. Che cosa stai leggendo in questo periodo? Allora, ho finito di leggere I dispiaceri del vero poliziotto, che è un libro da adulti di Bolano, ed è un libro particolarissimo che io seguo sempre Maestri, questa bellissima trasmissione di Edoardo Camurri su Rai 3, anzi vedetela, durante, che è veramente appassionante, e mi aveva molto incuriosito, quindi ho letto questo libro un po' strano, e ho cominciato con Il tradimento dei chierici di Bendà, che insomma si riferisce un po' al ruolo dell'intellettuale nella società contemporanea, non tanto contemporanea perché all'epoca era moderna quando lui la scriveva, però secondo me è piena di spunti anche su come fare attraverso la forza del pensiero, secondo me, a sopravvivere e anche a suggerire nuovi modi di vedere la realtà, no? Insomma, l'intellettuale forse se ne sente un po' la mancanza, ci sono tanti opinionisti e pochi intellettuali, ecco, sarebbe, non lo so, sento questa necessità ultimamente, sarà che il periodo è anche un po' faticoso, ecco, un po', avremmo bisogno di qualche intellettuale vero, ecco, diciamo così, non so se sei d'accordo. Sì, no, beh, senz'altro. Allora, su questo augurio ti ringrazio e buon lavoro per la vostra casa editrice, e arrivederci presto. Grazie a voi per lo spazio, per l'attenzione, e arrivederci presto. Buona lettura a tutti.
E siamo arrivati alla fine. Sulla note della sigla eseguita dal vivo da Oreste Sarradini. Al canto delle balene. Ah, ecco, il canto delle balene. Potrebbe diventare una colonna sonora del sito di Balena Gobba, lo consiglieremo ad Alessia Ferretti. Su questa ultima intervista, su queste ultime note, arriviamo alla fine di questa seconda nostra puntata. Stiamo cercando di imparare, di trovare una dimensione anche di comunicazione delle attività di promozione della lettura che si svolgono in Veneto. Anche stavolta ci eravamo dati come compito di stare intorno all'oretta e abbiamo sforato di circa un quarto d'ora, però spero ci perdoniate, nel senso che avete visto che le conversazioni sono tutte interessanti e avrebbero anche bisogno di più tempo, ma naturalmente non vogliamo abusare del vostro tempo, però ci ripromettiamo per le prossime volte di riuscire a stare dentro a una misura che è l'ora. Grazie per chi ci ha seguito stamattina in diretta e naturalmente grazie a chi avrà voglia di vederci poi in streaming nella pagina Facebook del Veneto Legge oppure nel canale YouTube. Oreste, vuoi aggiungere qualcosa come saluto finale? Ringrazio anch'io chi ci segue, ringrazio Livio Vianello per questa conduzione in compagnia e ricordo a tutti la possibilità di inserire i vostri eventi nel sito, nel riscaldamento o nella maratona, oppure scriveteci nella mail ilvenetolegge@gmail.com per segnalare degli appuntamenti interessanti che poi noi cercheremo di darne conto durante questi appuntamenti. Chiudiamo qua, grazie e alla prossima che sarà il 26 luglio. Magazine. Magazine.